Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Sano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Eccoci qua, buon pomeriggio nuovamente ai nostri amici e amiche collegati su friulitv.net. L'avevo detto nel precedente collegamento che parlavamo di Pordenone e allora, come si dice in questi casi, meglio di un candidato sindaco alle prossime amministrative per sentire un po' l'aria che tira. Innanzitutto buon pomeriggio Zanolini, grazie per la sua partecipazione. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori di Friuli TV. Senta, che aria tira allora a Pordenone? Certamente è l'aria che tira in tutto il Friuli, cioè siamo dentro una tempesta ed è una tempesta molto dura da vivere. Quelli della mia età, io ho 65 anni, quelli della mia età non l'hanno mai vissuta una situazione del genere. Noi siamo in questo momento, Udine e Pordenone, le due province italiane con il più alto indice di contagi. Credo che ormai sia nell'esperienza di tutti, come dire, contare gli amici che sono stati contagiati e purtroppo anche quelli che ci hanno lasciato. E quindi siamo in una condizione difficile. A questo aggiungiamo tutte le incertezze dell'ora, aggiungiamo pure la condizione economica, alcuni comparti in enorme ed evidente difficoltà, come quello commerciale, che risentono sia della pandemia, ma risentono anche fortemente come dire, di molte modificazioni che sono avvenute sui mercati, no? Che forse la pandemia ha accelerato, ma che certamente potevamo aspettarci. Questa cosa del commercio elettronico ha messo in ginocchio moltissimo, molto di più rispetto a quello che conoscevamo una volta con i centri commerciali, no? E quindi abbiamo una condizione che intanto da un punto di vista epidemiologico e della salute del territorio è pesante e poi da un punto di vista economico mostra tutti i segni di una crisi che avanza. Per fortuna Pordenone ha un ottimo apparato industriale ancora, dove si registrano anche fatti molto positivi. Ovviamente noi lavoriamo, tutti lavorano perché questo apparato industriale continui a mantenersi sano, a innovare e quindi a poter presentare i suoi prodotti sul mercato mondiale mantenendo le posizioni che ha o sviluppandole, migliorandole possibilmente. Certo. Senta, lei qualche settimana fa ha annunciato la sua discesa in campo come candidato sindaco nell'area del centro-sinistra. È stato un po' il primo. Di più, per dire la verità, Costantini. Nel Prego? senso che ci tengo a dire un po' di più, ecco, nel senso che lei sa la tradizione del voto comunale a Pordenone, Certo. attribuisce un grandissimo ruolo alle liste civiche e quindi in realtà io come dire, sono candidato di una coalizione dove esiste il Partito Democratico, che è una grande forza positiva per la città, dove esiste il Movimento 5 Stelle e dove sono molto molto importanti un nucleo di liste civiche significative che tra l'altro in questa occasione si innoveranno moltissimo, quindi come dire, francamente io non mi ci ritrovo molto, ecco, nella dizione centro-sinistra. Ecco. Diciamo centro-sinistra è il mondo delle civiche, tanto per essere il mondo chiari, delle no? civiche, sicuramente, che però, lo ripeto, nelle ultime occasioni a Pordenone ha dato numeri in doppia cifra molto rilevanti. Molto interessanti, insomma, questa è la cosa importante. Senta, allora, innanzitutto, qual è il programma, perché la cosa che si chiede è questa, no? Qual è il programma di Gianni Zanolin per convincere i pordenonesi
a cambiare aria per quanto riguarda colui che governa la città? Guardi, la prima cosa che ho detto e che continuo a dire è che io favorirò un grande ascolto. Vede, quello che è successo a Pordenone negli ultimi anni è stato come una sorta di irrigidimento. Nel senso, un municipio molto convinto di se stesso, giustamente per molti aspetti, però non pronto a recepire. Questa è una piccola città, ci si conosce tutti e c'è sempre l'idea che una persona non solo possa parlare con il sindaco, ma possa anche esporgli le proprie opinioni e le proprie necessità. E questo vale, guardi, per l'amministrazione cittadina, ma per tutta la vita civile di Pordenone. Noi abbiamo registrato invece ultimamente, come dire, una chiusura da questo punto di vista. Si è arrivati al punto, qualche mese fa, di dire che insomma chi non era contento poteva anche andarsene da Pordenone. Io che ho visto tante amministrazioni cittadine in questi anni e anche in anni lontani, perché ho 65 anni, quindi insomma un po' la conosco la mia città. Ecco. Devo dire che non ho mai sentito un sindaco dire a chi non era d'accordo con lui di andarsene da Pordenone. Quindi la prima cosa che voglio ristabilire è un clima di ascolto e di rispetto per tutti. E ho detto che io provo un grande rispetto per l'attuale sindaco di Pordenone e che con rispetto mi avvicinerò a ogni dibattito, a ogni incontro, a ogni scambio di opinioni con lui. Detto questo, è evidente che non si può fare a meno di parlare della salute della gente. Noi abbiamo un grandissimo problema, però abbiamo davanti anche un apparato sanitario che tradizionalmente ha dato ottime risposte a questa città. Ed anzi ricordo che Pordenone era uno dei luoghi, era una città che attraeva molte persone dal Veneto e da altre zone d'Italia per farsi curare qui. Oggi siamo in una condizione molto diversa. Tutti coloro i quali lavorano in sanità denunciano una condizione pesante. Nell'ospedale, nei servizi territoriali, al CRO, altrove. C'è un clima negativo. Non sono state fatte scelte. Non abbiamo arginato la seconda, previsto e arginato poi la seconda ondata di Covid. Ci sono delle criticità pesanti, molto pesanti. Ci si chiede perché il Dipartimento di Prevenzione non sia stato rafforzato, ci si chiede perché non sia stato definito subito Spilimbergo come Covid Hospital, ci si chiede perché pneumologia a Pordenone non solo sia senza primario in questa situazione particolare, ma non sia stata attrezzata per ospitare i pazienti affetti da Covid. Ci si chiede perché non ci sia stato un piano vero e proprio per affrontare l'emergenza. Eppure Allora, mi permetta Zanonino, eppure il contatto diretto c'era, nel senso che rispetto magari ad altri comuni, Pordenone ha una via privilegiata con la regione che, oltre ad avere lo stesso colore politico, fa parte della stessa maggioranza di governo, sia Pordenone sia regione. Si dice il contatto diretto c'è, non è che perché la politica in teoria non dovrebbe privilegiare i propri appartenenti, no? Dovrebbe privilegiare il cittadino, no? Lei mi insegna, no? certo. Però dall'altra parte si dice se hai il contatto diretto dovresti suonare meno campanelli per ottenere poi quello che ti serve. Ma vedi, è successa questa cosa, Costantini, e non è tanto difficile da spiegare. Secondo me, in questa regione non ci si credeva. Non si credeva che ci sarebbe stata una seconda ondata che avrebbe avuto queste caratteristiche. Vedi, noi abbiamo avuto qui a Pordenone a fine ottobre una manifestazione convocata dalle associazioni di categoria, in realtà fortemente voluta dal sindaco di Pordenone, che è intervenuto in quell'occasione per protestare contro i provvedimenti del governo e dicendo che non c'era nessuna emergenza sanitaria a Pordenone. Allora, sarà anche vero che regione e comune hanno lo stesso colore, ma tutti e due hanno pensato che non ci sarebbero stati i problemi di una seconda ondata. L'hanno sottovalutata, non hanno preso misure durante l'estate per affrontarla.
E così ci siamo trovati impreparati, e così i contagi si sono moltiplicati, e questo vale per tutto il Friuli. Ci sono Senta, ma non state... è, mi permetta Zanolin, non è che Sì. forse l'effetto Zaia a volte porta bene e a volte porta male, nel senso che il messaggio che viene dal vicino Veneto, soprattutto da un governatore forte come lo è Zaia, perché insomma lo ha dimostrato con i fatti, ecco, a volte magari il vento, no, arriva in maniera, viene percepito in maniera contraria, si cerca magari di copiare per far vedere che l'erba del vicino è meno verde della tua, e poi magari rischi, come ha detto lei, di creare l'esatto contrario per quanto riguarda invece il messaggio da lanciare, no? Sì, forse sì, però mi permetta di dire una cosa. Per esempio sui Covid hospital. Zaia ancora a giugno ha definito Jesolo come Covid hospital. Cioè una serie di cose Zaia le ha fatte. Non tutte quelle che servivano. Chiaro. E in ogni caso, mi permetto, noi siamo una regione autonoma. E se questo è l'effetto della vicinanza e della condivisione politica, allora l'effetto è veramente negativo. Nel senso che questa nostra regione, che ha nell'autonomia la sua forza, ancora oggi, e speriamo ancora per molto tempo, poteva fare scelte autonome e non farsi influenzare. Poteva mettere insieme un comitato scientifico serio, che potesse dare indicazioni chiare. Mi pare che l'andazzo sia quello di non ascoltare molto. Si fa troppi spot. Guardi, si possono anche fare tanti spot. Per me, Riccardi può farne quanti vuole. Non ho problemi. Sono affari suoi. Se magari ascoltasse un po' di più, qualche guaio in meno ce l'avremmo. Quindi io sono un grande sostenitore dell'ascolto. Anche perché, vede, la cosa è così, che in Friuli, tutto il Friuli, non solo Pordenone, noi abbiamo operatori di salute, di sanità, di straordinario livello. Ancora oggi. A questi operatori noi abbiamo chiesto di andare oltre i loro doveri contrattuali. Quante ore al giorno si fanno in ospedale a Udine? Quanti se ne fanno in ospedale a Pordenone? Gli straordinari, quanti vogliamo contarli? E quante volte abbiamo chiesto prolunga il turno? Allora, a tutto questo personale, a tutto questo personale intendo, guardi, non solo i medici, non solo i medici, gli infermieri, i tecnici, tutto. Abbiamo chiesto, lavora in questa situazione eccezionale, affronta il pericolo, stai sul posto di lavoro, stai nel reparto, stai in sala operatoria, stai dove serve, stai alla terapia intensiva. Io dico a queste persone, dobbiamo anche chiedere di metterci a disposizione la loro intelligenza, la loro conoscenza, i loro studi scientifici, la loro umanità. Cioè non semplicemente di mettersi a lavorare tanto e il più possibile, ma anche di mettere a disposizione di tutti le loro idee e le loro esperienze. E io dico che bisogna ascoltarli e che i piani, i progetti si fanno con queste persone, accanto a queste persone, tenendone conto fortemente, che è quello che non è successo. Certo, E questo, guardi, Zanolin, è fondamentale non solo per la sanità, sa Costantini, è molto importante. sì. Beh, se non si dialoga nei tempi moderni è un po' dura, no? Come si dice. Molto Senta, duro. però il messaggio che arriva di Cadeaghe, cioè nella vecchia provincia friulana, arriva un messaggio positivo, nel senso che da quello che sentiamo attraverso i mezzi di comunicazione locali, pare che a Pordenone vada tutto bene, mentre a Udine siamo nel disastro più totale. Guardi, se questo può consolarvi, Sì. devo Io dire faccio che finta, guardi, la nostra impressione qua è di essere in Zanolin, grandissime difficoltà. sì, no, Zanolin, permetta solo una parentesi veloce. Io faccio finta di non conoscere la situazione e le parlo stando di Cadeaghe, Certo, conosco ma bene la certo, realtà di Pordenone, però chiaramente il nostro telespettatore deve sentire a 360 gradi. Prego. Allora, diciamo al telespettatore di Friuli TV, purtroppo, perché magari a Pordenone le cose andassero tutte bene, purtroppo i dati ci dicono il contrario, cioè ci dicono che anche qui, come a Udine, le cose sono molto difficili
cosa che ci richiama a essere estremamente prudenti e nel contempo a chiedere una grande apertura, un grande ascolto e misure urgenti. Qua serve un nuovo piano per il Covid, costruito insieme con gli operatori. Serve una nuova progettazione e servono misure per implementare le dotazioni di personale in alcuni segmenti significativi. Io capisco, si può anche dire, ma insomma la città non sarà mica solo questo, però oggi guardi che è davvero molto dura. Cioè, se uno gira per Pordenone, credo che sia uguale per Udine. Ci sono i luoghi dove vengono affisse le epigrafi. Se li osservate con attenzione quei luoghi, vedete che ormai le epigrafi coprono i muri. Vuol dire che abbiamo decine e decine di morti accanto a noi. Comunque mi permetta, non è che dobbiamo dare la colpa sicuramente all'amministrazione comunale se ci sono queste, purtroppo, guardi, io penso una cosa però, che non si possono sottovalutare queste cose. Non si può dire che Pordenone non è in emergenza. Cioè, qualcuno ha detto qui in piazza e l'ha gridato, Pordenone non è in emergenza sanitaria. Costantini, Pordenone non è in emergenza sanitaria, è stato detto, eh? E ancora si dice, no, noi abbiamo un'emergenza ospedaliera, che è colpa vostra, guardando a sinistra. Non un'emergenza sanitaria. Certo. E contemporaneamente vediamo i muri riempirsi di epigrafi. Senta, allora vuol dire che chi aveva una grande responsabilità, perché se lo ricordi bene, ricordatevelo bene tutti, i sindaci sono i primi responsabili della condizione di salute del territorio, i primi responsabili, così è per legge. Sì, poi siete i delegati del governo alla fine, no? Per quanto riguarda il territorio. Senta una cosa, da quello che ho potuto un po' capire, non ho visto ancora il suo programma elettorale, però dalle sue parole si potrebbe vincere, mi permetta, si potrebbe vincere che lei userà in un certo senso il badile, nel senso che tutto quello che ha fatto in questo momento l'attuale sindaco, lei cercherà insomma di modificare qualcosa. No, io cercherò di modificare ciò che va modificato. L'ho detto fin dal primo momento, guarda. Ho una certa esperienza, sono già stato assessore a Pordenone, ho già vissuto queste fasi. C'è una continuità amministrativa, vale per tutti i comuni d'Italia e per tutti i comuni del Friuli, ovviamente. Un sindaco succede all'altro e non si butta via niente, si usa tutto. Io non sarò un distruttore di ciò che ha fatto Ciriani. Io utilizzerò tutto ciò che ha fatto Ciriani. Se ci sono delle cose che possono avere qualche miglioramento, apporterò dei miglioramenti. Se viceversa è impossibile migliorare, comunque non mi metto a demolire. Io non butto via soldi. Non butto via soldi. Ci sono alcune delle cose che ha fatto Ciriani che sicuramente erano necessarie e che a me sembrano normale amministrazione. Sono stato in amministrazione per 10 anni. So bene che ci sono spese dovute che si debbono fare. Non mi si venga a dire che asfaltare, non mi si venga a dire che fare fognature, tratti di fognature è una grandissima conquista. Quando sono stato assessore, queste cose qua sono state fatte alla grande, ma non è che ce ne vantavamo. È la normalità di una pubblica amministrazione, sono le cose che devono essere fatte. Ci sono delle cose che segnalano una discontinuità, una differenza. Quali sono a Pordenone? Cioè, dov'è che abbiamo visto grandi discontinuità e grandi differenze rispetto al passato? Dove c'è una grande innovazione? Ci sono opere pubbliche che manifestano questa innovazione? Le vogliamo elencare? Non lo so, cioè, mi si dica dove, no? Bene, allora, non butterò via tutto, non lavoro di pala, lavoro sempre di fioretto, rispetto chi è venuto prima di me, ascolto tutti, e ovviamente, come dire, si fa il meglio che si può. Certo. Nel senso di dare continuità alla città. La città, come dire, ha una storia che ormai è di parecchi secoli, tutti sono succeduti gli uni agli altri, rispettando quello che chi è venuto prima ha fatto, non negando quello che chi è venuto prima ha fatto. Perché questo succede a Pordenone, sa? Cioè, è una situazione un po' strana quella in cui viviamo. Cioè, si dice continuamente après moi le deluge, come si dice, cioè prima di me l'inferno.
Non è proprio così. Non è così. Cioè, questa città ha avuto degli ottimi sindaci anche in passato, di destra, di centro, di sinistra. Le cose si sono sommate. Se siamo una piccola città civile è anche perché abbiamo sommato gli interventi e le intelligenze della gente. Ogni sindaco che arriva si basa su questo e si fa forte di questo. Certo. È evidente, e comunque sarà così certamente anche in futuro. Detto questo, Senta, certo, ci sono cose da prego. cambiare. Prego. Senta Zanolin, per concludere, ci Sì. saranno nella sua squadra volti nuovi, nel senso che ci saranno delle facce nuove per Pordenone, e comunque il ruolo dei cosiddetti vecchi che potranno aiutarla per portare a casa il risultato? Posso dirle una cosa? L'unico vecchio sono io. L'unico vecchio sono io, diciamo la verità, nel senso, io ho 65 anni, ecco, sarò il più anziano di tutta la squadra, avrò molte donne, molti giovani, i vecchi, se lei si riferisce a Sergio Bolzonello, se lei si riferisce ad Alvaro Cardin, se lei si riferisce ad altre persone di questo tipo, certo mi stanno dando una mano, io li ringrazio, gli chiedo di darmi una mano, ovviamente. Ho dato io loro una mano in passato. Credo che possano darmi una mano oggi, ma l'amministrazione sarà fatta da persone nuove. E soprattutto Gianni Zanolin sarà il sindaco, punto. No, non sono fatto così, Costantino. No, ti spiego. Lei mi conosce ormai da qualche Conoscevo da tanti anno. anni, no, ma volevo dire, forse mi sono spiegato male io, no? Lei si ricorda l'altra volta quando c'era l'altro sindaco predecessore, ci fu la battuta, dicevano si scrive ma esce l'altro, no? Lei invece No, voglio no, dire, no, lei no, no. Sì, adesso capisco bene il suo riferimento. No, Bene. no, 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 questo no. Penso di avere sufficiente esperienza, sufficiente personalità e anche una storia personale che può garantire il fatto che ascolto tutti, faccio sintesi dei ragionamenti che sento da tutti, rispetto tutti, ma le decisioni le prendo insieme con la mia giunta e con il mio consiglio comunale. Chiaro. Non serve altro. Bene, io ringrazio Gianni Zanolin, candidato sindaco alle prossime amministrative a Pordenone, per questa chiacchierata. Avremo occasione con lei di riaggiornarci nel corso delle prossime settimane. Comunque vada, se lei ha delle necessità può tranquillamente contattarmi, siamo qua a disposizione, siamo aperti a tutti perché la nostra politica è questa, diamo spazio a tutti a 360 gradi, 365 giorni, 024. E cosa dire? Beh, insomma, terremo, come si dice, il focus acceso su Pordenone per capire un po' quello che sarà l'evoluzione. È una cosa, Costantini, che a me piace molto, poter dialogare, come ha detto lei, con chi sta di là da Laghe, nel senso che Pordenone è un territorio profondamente legato al Friuli. Noi abbiamo una necessità continua di confronto con il Friuli, con la città di Udine in particolare. Pordenone deve trovare canali di comunicazione con la città di Udine, con la città di Gorizia, con la città di Monfalcone e con la città di Trieste. Le città del Friuli Venezia Giulia sono chiamate a dialogare perché abbiamo tanti problemi in comune e abbiamo risorse da mettere in comune. Quindi a me interessa molto discutere ed essere presente su Friuli TV perché, ripeto, siamo molto interessati ad avere un dialogo importante con tutto il Friuli. Chiaro. Infatti anche noi abbiamo la sede non a caso operativa a Zoppola proprio per mantenere il nostro legame a 360 gradi con il Friuli, compreso chiaramente anche Trieste. Io ringrazio ancora Gianni Zanolin, ci diamo appuntamento nelle prossime settimane per capire un po' come sta andando e soprattutto capire se ci saranno anche altri avversari che scenderanno in campo con le proprie liste per sfidarsi a singolar tenzone, come si dice in questi casi, per la conquista dello scranno del Palazzo Comunale di Pordenone. Ringrazio anche i nostri amici e amiche all'ascolto. L'informazione su Friuli TV, come sempre, tornerà più tardi con Linea Sera, con gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto orientale. E come si dice, la tradizione vuole così quando chiudo, e come si dice nella lontana provincia dell'impero, io non a caso adesso sono nell'altra sede di Udine per quanto riguarda Friuli TV, a pochi passi da quello che era la cortina di ferro, come si dice da queste parti, mandi e alla prossima. Mandi.
Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.